A volte ritornano e lo facciamo davvero con gran piacere questo ritorno con Flavio Tranquillo, benvenuto a Sassari, un uomo di sport, un uomo di basket, profondo conoscitore di questo mondo che pian pianino, ne parlammo tanto tempo fa, è riuscito a ritagliarsi anche in Italia uno spazio particolare, quello che insomma di coesione. Guarda cosa c'è stasera, ma non solo per Flavio, proprio per quello che dice. Sicuramente Sassari è facile dirlo quando sei a Sassari, ma la verità è ormai un posto che è sulla carta geografica della pallacanestro italiana. Penso a Brindisi per esempio, che era sulla carta della pallacanestro anche quando la squadra era in Serie B, anche quando non giocava ai playoff eccetera eccetera. Sassari è ormai una di quelle città. Un basket, quello italiano, che in questi anni è cambiato. L'ultima volta che siamo sentiti eravamo alla vigilia di una Coppa Italia in quel di Torino che ha passato delle traversie mica da ridere, però la buona volontà poi riesce a riportare quell'amore per questo sport con una società, guarda caso un assist proprio da Sassari, per riportare questo grande sport anche in una città che merita. Il valore dello sport è indubbio, l'importanza della passione è indubbia. Se si fa pallacanestro a livello professionistico però non si può prescindere, sto parlando in termini del tutto generali e astratti, dal fatto di avere un qualche cosa che generi in senso sistemico dei profitti o metta in condizione di generare dei profitti, altrimenti il sistema è definito in economia non sostenibile e quindi non può durare in eterno. Le due cose vanno assieme. Trovo invece che culturalmente ci sia la pericolosa tentazione di dire per amore va bene perdere soldi. No, non va bene perdere soldi né per amore né per passione né per qualsiasi altro motivo, non almeno in termini imprenditoriali. Flavio, ultima domanda, secondo te qual è ancora il gap che separa il nostro basket anche dal punto di vista imprenditoriale, manageriale, di questo parleremo probabilmente, da quelle che sono le realtà dei paesi molto vicini a noi che però hanno trovato tramite questo mezzo veramente degli exploit incredibili? Penso che molti, se ne facciamo un discorso di Europa, potrebbero citare questioni di carattere politico, questioni di carattere fiscale, questioni di carattere economico in senso generale. Infatti il problema io non credo che sia italiano in quanto tale, credo che sia un problema proprio europeo e non solo cestistico. Servirebbe uno scatto culturale in termini imprenditoriali del mondo sportivo europeo. La componente professionistica dovrebbe staccarsi con decisione e dovrebbe essere professionistica e quindi lasciar fare al mercato quel lavoro che il mercato fa bene, ovvero sia quello di lasciare sul mercato solo chi è in grado di competerci. Giusto per rifarmi al titolo di un tuo libro, ci vorrebbe un bel time out con gli interlocutori che lo sfruttino al meglio? Ma ci vorrebbe semplicemente la capacità di fare le cose normali, qualsiasi attività economica dell'uomo è basata sul fatto che si investono dei soldi per guadagnare più soldi di quello che si è investito. Questo per motivi che sono complessi, nel senso che riguardano tanti aspetti, nello sport non avviene e finché non avverrà credo che sarà un problema. Grazie Flavio. A voi.